Assemblea infuocata ieri sera al Palazzo del Turismo di Montegrotto Terme per la presentazione del nuovo sottopasso ferroviario di via Mezzavia. Un sottopasso pericoloso che implica scelte rapide e sofferte. Da un lato gli abitanti e i commercianti della frazione di Mezzavia che non approvano del tutto questa scelta, che potrebbe ulteriormente tagliarli fuori dal centro di Montegrotto o incidere sull'economia dei pochi negozi rimasti. Dall'altra la sicurezza. Sicurezza che, come afferma il primo cittadino Mortandello, è di primaria importanza per questa giunta. Il progetto del nuovo sottopasso presentato dal progettista professor Enzo Saviero, lo stesso che lo realizzò, implicherà una circolazione a senso unico dal lato di Mezzavia verso il centro, con la pista ciclopedonale rialzata sul lato sinistro. Un progetto innovativo che punterà su elementi quali la sicurezza, le luci e le decorazioni, per rilanciare la viabilità alternativa della città termale. Non sono mancate le critiche e addirittura un episodio ai limiti della contestazione civile terminato con l'intervento dei vigili urbani. In tempi così brevi, ricordiamo che da 27 anni si aspettava una risposta concreta al tema sicurezza ed ora il tempo stava scadendo con il rischio di perdere i fondi di 80.000 euro per la messa in sicurezza di pedoni e ciclisti. Valutate anche altre opzioni quali modificare il sottopasso pedonale della stazione, di proprietà però delle Ferrovie dello Stato, di introdurre un senso unico alternato o di ampliare il sottopasso che però è vincolato dalla sovrintendenza. Ma tutte scartate, in primis quella degli ascensori presentati dall'ex giunta Bordin. L'incidente in cui morì un'anziana cittadina di Montegrotto era evitabile, afferma Mortandello. Bastava prendere una decisione concreta in precedenza. E pazienza se ora gli automobilisti dovranno fare un giro più lungo per arrivare a mezza via. Ne va della sicurezza di tutti. I cantieri cominceranno a breve per poi terminare verso la fine del 2017 e i materiali impiegati nella realizzazione dell'opera saranno reversibili qualora ci fosse una soluzione migliore e maggiori fondi. Ancora da valutare se durante il cantiere si chiuderà il sottopasso o se verrà concesso il passaggio agli utenti. Approfondiremo ulteriormente il tema del sottopassaggio di Montegrotto in un episodio del settimanale e in onda la prossima settimana. Swishammer Channel News, Montegrotto Terme. Abbiamo visto entrambe le possibilità, sia tenerla